Buongiorno a tutti, ben ritrovate e ben ritrovati alla quarta edizione di Cambio Gioco, la settimana della prevenzione delle dipendenze comportamentali e del gioco d'azzardo patologico, organizzata da ULSE Euganea di Padova in collaborazione con Alter Evo, Società Benefit e IEM. Ringraziamo da subito tutti gli enti che hanno concesso il patrocinio a questa iniziativa e i numerosi partner e media partner che a vario titolo la sostengono. Siamo a Padova, ci troviamo all'interno della bellissima Sala della Carità e stiamo trasmettendo in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'ULSEI. In questa settimana parleremo di prevenzione e di promozione della salute grazie alla presenza di numerose personalità di livello nazionale e internazionale, esperti di benessere psicologico, di educazione, di gestione del denaro, di filosofia, neuroscienze, uso consapevole delle nuove tecnologie e molto altro. Il titolo di questa quarta edizione è Giochiamo d'anticipo. L'obiettivo è quindi la prevenzione, cioè l'attuazione di interventi tempestivi e proattivi che possano intercettare i segnali di disagio prima che diventino patologia. Il nostro focus è fornire alla comunità e in particolare ai giovani e ai giovanissimi le competenze necessarie per gestire fragilità ed emozioni, promuovendo scelte di salute consapevole contro ogni forma di dipendenza. Come avrete certamente avuto modo di vedere, c'è anche un sito dedicato a questa iniziativa, dove sono disponibili tutti i materiali e l'intero programma. Il sito è www.cambiogiocoulsei.it. Sul sito restano inoltre a vostra disposizione le videoregistrazioni di tutti gli incontri, anche delle precedenti edizioni, quindi vi invitiamo a consultarlo e anche a condividere le nostre dirette sui vostri canali. Salutiamo tutto il pubblico che ci sta seguendo come sempre da tutta Italia e soprattutto le persone in sala. Oggi in sala con noi c'è la classe terza B della scuola secondaria di primo grado Mameli, che invitiamo a farsi sentire con un applauso. Sono presenti inoltre i rappresentanti della Fondazione San Gaetano di Padova, che ringraziamo, e poi in realtà le scolaresche dovevano essere molto più numerose, ma siamo stati un po' penalizzati dallo sciopero, però salutiamo, perché ci stanno seguendo in videocollegamento dalle loro aule scolastiche, il Liceo delle Scienze Umane Cattaneo Mattei di Monselice, in particolare le classi seconda E, terza B e quarta E, il Liceo Duca d'Aosta di Padova, le classi seconda C, seconda D, seconda F, prima C e le classi prima e terza dell'Estetica di Padova. Ecco, quindi invitiamo queste ragazze e questi ragazzi a interagire comunque con noi anche a distanza perché possono commentare la diretta, cosa che potete fare tutti voi mandandoci anche le domande da rivolgere al nostro relatore di oggi. Prima di presentare il quale però passo la parola per un saluto istituzionale alla direttrice del Dipartimento Dipendenze, la dottoressa Valeria Zavan, che ringraziamo molto per essere qui presente. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a voi. Buongiorno a tutti e benvenuti alla quarta edizione di Cambio Gioco. Porto i saluti istituzionali della direzione. Tra l'altro sapete che le direzioni sono cambiate in questi giorni e quindi per problemi di tipo istituzionale, per impegni
assunti in questo periodo, la direzione non può essere presente, ma la rappresento io a loro nome. Quindi la nuova direttrice, il nostro direttore generale, la dottoressa Benini, il DSS, il dottor Vianello e il direttore sanitario. In questo momento ricominciamo una storia, no? E una storia che però è una storia che continua nel tempo. Questa è la 4ª edizione, ma in realtà noi sappiamo che c'è un grosso investimento sull'area del gioco, tant'è che noi sappiamo che dobbiamo preparare un nuovo triennio di programma per quanto riguarda il gioco d'azzardo, e colgo l'occasione per anche ringraziare tutti gli operatori del Dipartimento, in particolare la dottoressa Camporese che ha seguito nel corso del tempo questo progetto, ma anche tutti gli operatori che in maniera anonima, perché sono tanti, hanno partecipato a rendere possibile queste giornate, per rendere a voi un servizio, perché questo è un servizio, che viene sostenuto a livello nazionale, viene sostenuto a livello regionale e viene sostenuto a livello aziendale. Dico un'ultima cosa e poi concludo. Credo che sia importante, perché qualcuno può chiedersi a cosa servono tutti questi incontri. Questi incontri servono a creare cultura, perché in qualche modo la consapevolezza di ciò che si fa diventa una cosa importante. Il gioco d'azzardo è una cosa che è entrata nelle nostre vite in una maniera così prorompente e spesso all'insaputa di tutti noi. Perciò aumentare la consapevolezza sui propri comportamenti diventa una cosa importante, e questo lo si fa con le manifestazioni di tipo culturale. Quindi io auguro buon lavoro a tutti, una buona giornata, sarà una settimana molto intensa, speriamo che siano di più le persone che seguono questi incontri, l'anno scorso sono stati 8.000, e che possiamo di anno in anno aumentare questo numero. Grazie. Ringraziamo moltissimo la dottoressa Zavan per questo avvio dei nostri lavori, ci ha restituito veramente il senso di un'intera settimana di lavoro, e invitiamo qui per un altro saluto istituzionale anche il direttore dell'unità operativa complessa dipendenze alta e bassa padovana, il dottor Vito Sava. Buongiorno dottore, benvenuto, grazie per essere qui. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Giocare d'anticipo è il titolo dell'edizione di quest'anno. L'anticipo a me fa venire in mente il gioco del calcio, dove bisogna in qualche modo intuire l'azione dell'altro e pensare cosa fare prima. Ecco. Pensando cosa dire, l'attività dell'anticipo e la prevenzione mi fa pensare intanto alla bellezza di quest'aula, allora la bellezza dell'aula, la bellezza dei ragazzi che quest'oggi sono qui, e l'attività e la bellezza dei nostri colleghi, dei nostri operatori, cui accennava la dottoressa Zavan, che in questi anni si sono impegnati a lavorare con noi e a creare questa attività. Credo che poter creare prevenzione, come dice anche questo titolo, ci permette di anticipare, creare un terreno, una cultura che ci fa crescere per creare nuovi giovani, nuove giovani che possono crescere in una vita aperta. C'era uno dei libri del nostro relatore che ha a che fare col sogno. Ecco, sognare è quello che ci apre in un mondo nuovo, che ci anticipa una vita più vera. Credo che questa settimana ci deve proiettare in questa direzione. Grazie e buona settimana a tutti. Grazie mille, dottor Sava. E quindi cominciamo a entrare nel vivo di questo incontro inaugurale che si intitola Paura, amica o nemica? Abbiamo con noi per affrontare questo tema Stefano Rossi, psicopedagogista ed esperto di educazione emotiva. Grazie Stefano Rossi per essere qui, benvenuto. Grazie. Lo accogliamo con un applauso, grazie Stefano. Allora, le domande che Stefano Rossi ci aiuterà a porci oggi sono le seguenti. Perché si gioca d'azzardo e perché le persone cercano la gioia in un posto sbagliato oppure tentano di contrastare l'ansia, lo stress e la rabbia con questo tipo di comportamento? Per i giovani e giovanissimi il ricorso al gioco d'azzardo può essere anche un tentativo di regolare le emozioni negative o un modo per fuggire da se stessi.
Ecco perché allora l'intelligenza emotiva può essere, anche in un'ottica educativa, una chiave davvero importante. E quindi il nostro ospite parlerà ai ragazzi, in particolare, ma non solamente a loro, delle 4 emozioni di base e con il suo caratteristico ricorso alle metafore cercherà di aiutarci a comprendere la differenza tra gioia e piacere, tra paura amica e paura nemica, intelligenza emotiva quindi applicata al gioco d'azzardo. Stefano Rossi è tra i più noti psicopedagogisti italiani, si prende cura delle emozioni di bambini, adolescenti e genitori da molto tempo, col Tour Genitori tiene conferenze in tutto il paese. Attraverso il metodo Rossi ha formato più di 800 scuole, per gli 8.000 ci stiamo lavorando. E tra le sue 30 pubblicazioni ricordiamo alcuni bestsellers, tra cui Mio figlio è un casino, Lezioni d'amore per un figlio, tra l'altro premio Zanibelli 2004, Sentimenti maleducati, Genitori in ansia, recentemente uscito. Per i ragazzi ha scritto Se non credi in te, chi lo farà? E per i più piccoli ha realizzato l'albo illustrato Sarò il tuo porto sicuro. Collabora inoltre con Sky TG24, Radio 24, scrive per Donna Moderna e Focus Junior, è consulente scientifico per Feltrinelli Scuola, Eli La Spiga e MyEdu e interviene come esperto anche in Parlamento per la prevenzione e il contrasto dei comportamenti a rischio in adolescenza. Sui social è seguito da una community di quasi 300.000 genitori ed educatori. Ed è anche nostro amico e siamo onoratissimi di averlo qui a Cambio Gioco perché condivide le finalità di questa iniziativa. Prima di passare la parola a Stefano Rossi, vi ricordiamo che potete porgli delle domande commentando la diretta nei profili social oppure scrivendo un messaggio su WhatsApp al numero che vedete comparire in sovraimpressione 370-318-6802. Lascio quindi la parola a Stefano Rossi e auguro a tutti voi un buon incontro inaugurale di Cambio Gioco. Grazie Marco. Okay. Bene, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui in questo bellissimo luogo, ma è anche un piacere essere qui insomma, con voi, visto che ci siamo già conosciuti e siamo entrati in empatia. Ora, il tema di questa mattina è proprio la prevenzione in chiave di educazione emotiva. Perché è importante la prevenzione rispetto al gioco d'azzardo, ma in realtà anche a tutti i comportamenti a rischio? Perché, vedete, oggi noi siamo in quella che potremmo chiamare la società della dopamina. La dopamina è quel neurotrasmettitore che è stato, diciamo, ribattezzato il neurotrasmettitore del piacere, o meglio della ricerca del piacere. Noi abbiamo questo neurotrasmettitore che si attiva nel momento in cui mangiamo un gelato, beviamo la Coca-Cola, nel momento in cui giochiamo ai videogame, siamo sui social, ma anche quando assumiamo sostanze. E siamo oggi nella società della dopamina, come una neuropsichiatra, se non sbaglio statunitense, ha affermato, perché in realtà oggi tutta l'architettura dei social e tutta l'architettura del marketing ha proprio questo obiettivo, cioè sfruttare il nostro desiderio di dopamina, perché la dopamina dice una cosa molto precisa, dice ancora. Mangi una fetta di torta? Ne vuoi ancora. Guardi un video su TikTok? Ne vuoi ancora. Lo stesso purtroppo funziona anche con le dipendenze, col gioco d'azzardo, ne vuoi ancora. Ora io questa mattina non vi farò delle prediche o dei discorsi moralizzanti, perché questi non servono. Io voglio aiutare soprattutto i ragazzi che mi stanno ascoltando e che saluto in presenza e online, a capire come funzionano le vostre emozioni, perché dal mio punto di vista il vero problema delle dipendenze è che cerchiamo il piacere nel luogo sbagliato. Vi faccio un esempio mitico, che è, se volete, l'esempio che tutti conosciamo di Ulisse. Ulisse ad un certo punto nel suo viaggio viene sedotto dalle sirene. Queste sirene, se volete, sono delle sirene della dopamina, sono le sirene dei comportamenti a rischio, sono in qualche modo seducenti, affascinanti, ci catalizzano. Ma che cosa fa saggiamente Ulisse? Beh, Ulisse invita i suoi amici, i suoi compagni di viaggio a tapparsi le orecchie, perché è consapevole che il canto di queste sirene li porterà negli abissi.
Ma però Ulisse fa anche un'altra cosa, mentre gli amici in qualche modo vengono protetti a livello uditivo, lui si fa legare all'albero della nave tenendo le orecchie aperte. E questo ci dice già qualcosa, ci dice che in un certo qual modo è possibile ma anche impossibile resistere a questa tentazione. Cioè questa tentazione in qualche modo ci chiama, ci parla e secondo me l'unico vero modo per disinnescarla è appunto cercare la felicità nel posto giusto, ovvero nel desiderio. Che cos'è il desiderio, ragazzi? Il desiderio è la vostra vocazione. Gli antichi chiamavano felicità con una parola bellissima che è eudaimonia, cercare il tuo buon demone, il tuo buon daimon. Uno psicologo e filosofo, James Hillman, a cui anche ho dedicato il mio ultimo libro, Illumina i tuoi sogni, afferma questa frase bellissima, dice: in ogni ghianda, che siete voi, è già scritto il destino della quercia. Cosa vuole dire Hillman? Hillman vuole dire che dentro ciascuno di voi c'è già un seme, c'è già il seme del vostro daimon, il seme del vostro desiderio, della vostra vocazione. E che cosa vuol dire essere felici? Beh, io credo che essere felici oggi significa scoprire la voce della nostra vocazione, scoprire la verità del nostro daimon. Il problema qual è, ragazzi? Che questo daimon ci parla in maniera misteriosa. Cioè non ci manda una mail, non ci manda un piccione viaggiatore, ma il nostro daimon ci comunica con la voce del cuore. E che cosa significa questo concretamente? Significa, ragazzi, che l'unico modo che voi avete per capire chi davvero volete diventare è imparare a tappare un pochino le vostre orecchie rispetto al mondo esterno e imparare ad ascoltare cosa risuona dentro di voi. Vi faccio un esempio personale. Io all'epoca, più o meno alla vostra età, o meglio, forse un po' più grande, verso i 18 anni, ho studiato ragioneria, ero uno studente discretamente bravo, tutti i miei amici avevano già deciso di andare a fare all'università economia e commercio, giurisprudenza. Io in teoria avrei dovuto fare quello, ero figlio di 2 bancari, ero figlio di 2 ragionieri. In quelle materie riuscivo molto bene, ma mi sono ascoltato. Lì ho sentito dentro di me una voce che mi ha detto: Ste, ma facendo quel lavoro non sarai mai felice. Magari troverai il posto fisso, magari guadagnerai bene, magari farai l'università insieme ai tuoi amici, ma non è quella la tua direzione. Lì però, ragazzi, io sono entrato in crisi. Perché sono entrato in crisi? Perché finora io pensavo che avrei studiato quello all'università. Quindi faccio una scelta coraggiosa, tutti i miei amici vanno all'università e io non mi iscrivo. Inizio a lavorare e faccio un lavoro che proprio non mi piace. Io, Marco lo sa, litigo con i computer, appena li vedo si spengono, cioè non ci vado molto d'accordo. E lì succede che trovo come possibilità di lavorare una società che si occupa proprio di computer. E io in quel lavoro lì soffro. Per un anno, io che sono sempre stata una persona appassionata, desiderosa di imparare, curiosa, lavorando su questi computer mi intristivo. Un pochino mi stavo spegnendo, ma dentro di me dicevo, facendo un lavoro che non amo, forse ho più possibilità di capire cosa voglio fare davvero. E poi succede che incontro una ragazza, come a volte succede, di questa ragazza mi innamoro e questa ragazza mi stupisce perché al secondo o terzo appuntamento mi dice: sai, io amo i miei ragazzi. Io dico: scusami, ma in che senso? No, io amo i miei ragazzi della comunità, perché questa ragazza, che era un po' più grande di me, lavorava in una comunità dove c'erano dei ragazzi e delle ragazze giovani che avevano avuto tra l'altro problemi di dipendenza. E mentre questa ragazza mi parla dell'amore per la sua professione, io vedo i suoi occhi che si accendono e lì ecco il daimon che mi ha parlato. Qualcosa si è acceso dentro di me. Io non avevo mai sentito parlare di psicologi, educatori, psichiatri, cioè all'epoca non se ne parlava così spesso, ma quando lei mi parla di questo lavoro una fiamma si è accesa dentro di me e ho detto: ma sai che forse mi piacerebbe davvero
aiutare i ragazzi. Quello per me è stato uno sliding doors. Perché? Perché lì ho saputo ascoltarmi. Da lì poi è iniziato un pochino il mio lavoro, ho iniziato a studiare all'università e poi ho dedicato la mia vita al lavoro con gli adolescenti. Ora vi chiedo scusa per questa divagazione personale, ma perché ve l'ho detta? Perché io credo che se noi ci prendiamo cura dei nostri sogni, se li cerchiamo davvero, se sappiamo davvero ascoltarci, un giorno e per tutta la vita saranno sempre loro a prendersi cura di noi. Che cosa significa? Torniamo a eudaimonia. Ragazzi, la felicità, che spesso cerchiamo nei posti sbagliati, non è un'emozione. Questo è il primo errore dell'intelligenza emotiva. Come la felicità non è un'emozione? La felicità è una direzione. È la direzione della tua vocazione. È la direzione del tuo desiderio. Perché? Perché quando scopri quello che ami fare, per me, io oggi faccio una vita interessante, con tanti viaggi, a volte un po' faticosa, ma perché sono felice? Sono felice perché ho scoperto la mia vocazione. Per me parlare con voi mi riempie di gioia. Quindi non ho bisogno di cercare la gioia nel vestito, nell'automobile, nei social o nella sostanza. Quindi ecco, mi piaceva, questa era un po' l'introduzione della nostra chiacchierata, ricordarvi questa cosa. Dentro di voi c'è una ghianda e dentro la vostra ghianda, Hillman diceva, dentro la vostra anima c'è già un codice, c'è già un'immagine, c'è l'immagine della vostra vocazione. Il vostro compito qual è, ragazzi? Essere un po' degli zucconi, essere tenaci. Alcuni di noi fin da piccoli sono persone molto fortunate, hanno già ben chiaro cosa faranno. Altri di noi, come è stato per me, hanno bisogno di più tempo per capire qual è la propria strada. Ma se voi siete tenaci, se avete sempre un orecchio un po' rivolto all'interno e un po' rivolto all'esterno, beh, io sono convinto che ci sarà un incontro che farete nella vita che vi accenderà e direte: ma sai che mi piacerebbe fare questa cosa? Ma sai che potrei stare davvero bene nel farla? Quindi, prima indicazione della mattina, ascoltatevi e abbiate cura dei vostri sogni. Se si è capito qualcosa, un po' per interagire, chiedo ai ragazzi in sala un applauso, se avete capito, così capisco che mi state seguendo. Se hai capito qualcosa? Ok? Va bene. L'applauso lo preciso perché se no ci esce la bravissima Bruzzone, non è un applauso narcisistico, mi serve per prendere fiato, ok? Dopo ogni capitoletto, se vi va, lo facciamo. Ora, secondo punto su cui vorrei farvi ragionare è questo. Il tema di oggi è paura amica, paura nemica. E questo è importante da capire perché a noi maschietti soprattutto, ma anche alle ragazze, viene detto la paura si batte col coraggio. Ora voglio dirvi una cosa. Solo gli stupidi battono la paura con il coraggio. Perché? Perché la paura è come la luna, ha due facce, ha due volti. E il primo volto della paura, di cui vi parlo adesso, è la paura amica. La paura amica è la vita che protegge la vita. E vi racconterò una storia un po' forte di una ragazza poco più grande di voi. Le daremo un nome di fantasia per tutelarne la privacy, la chiameremo Miriam, una ragazza che è esistita davvero, che è ancora viva, e all'epoca di questi fatti Miriam aveva circa 15 anni, giocava a pallavolo, una bella ragazza, capelli castani, non amava tantissimo studiare, ma era una ragazza sveglia. Ora, Miriam viene in qualche modo corteggiata da un ragazzo più grande. Lei ha 15 anni, lui ha 18 anni o 17. Questo ragazzo, lo chiameremo Paolo, gli diamo un nome di fantasia, la corteggia in maniera abbastanza aggressiva. Le dice: sei bellissima, sembri molto più grande della tua età e ora vi chiedo scusa per quello che vi dirò, ma questo è un comportamento a rischio su cui riflettere. Decide di approcciarla chiedendole delle foto intime. Le dice: sai, questo è un ragazzo, diciamo, abile nei rapporti di coppia, è un ragazzo molto desiderato nel quartiere, ha una bella moto, sempre circondato da belle ragazze. Questo ragazzo dice a Miriam: sei bellissima, sei stupenda, ma sai,
io di solito frequento ragazze più grandi. Quindi ti voglio chiedere una cosa. Io con le ragazze più grandi di solito mi scambio delle foto senza vestiti. E lui manda subito una foto di se stesso nudo. Si scoprirà poi che non era vera, ma insomma questo non ci interessa. E dice a Miriam: adesso voglio una tua foto senza reggiseno. Adesso voglio una tua foto senza veli. Miriam sente subito nella pancia, nella bocca dello stomaco, il campanello d'allarme della paura amica. Cioè, la paura amica è un campanello d'allarme che ti dice: non fare questa stupidaggine, ti stai mettendo nei guai, ti prego, ascoltati. Ora, Miriam all'inizio ascolta questa paura e cosa fa? Dice a questo ragazzo: scusami, sei bello, sei carismatico, hai una bellissima moto, però non è questo il modo di corteggiarmi. Se ti piaccio, usciamo insieme, iniziamo a conoscerci con calma. Quindi all'inizio Miriam ascolta questo campanello d'allarme che la protegge. Poi cosa succede? Beh, i due iniziano a frequentarsi, iniziano a stare, si mettono insieme e dopo qualche mese, è arrivato più o meno giugno o forse luglio, lui ha la moto dal meccanico, sono in due paesini vicini e torna alla carica. Per la seconda volta le dice: oh, ascolta, ma adesso però mandamela questa foto, sono il tuo fidanzato. Se non ti fidi di me, di chi è che ti puoi fidare? Ora, Miriam aveva parlato di queste richieste di Paolo alle sue compagne di pallavolo. Lei giocava con ragazze più grandi e queste, un pochino per fare le grandi, le dicono: ma su, dai, non fare quella rigida, non fare quella troppo seriosa, cosa vuoi che sia mandare qualche foto? E allora questa volta, anche se Miriam nella bocca dello stomaco sente per la seconda volta la paura amica, questa volta non l'ascolta e gli manda delle foto. Gli manda delle foto sexy, dove si vede anche il suo volto, e anche delle foto senza reggiseno. Lì per lì non succede nulla, i due si scambiano delle foto, lei ne manderà diverse quell'estate. Il problema arriverà ad ottobre. Ad ottobre i due ragazzi si lasciano, Miriam scopre che questo principe azzurro in realtà frequentava già altre ragazze nello stesso mentre frequentava anche lei, e a questo punto Miriam dice: basta, non sei la persona giusta per me, non mi rispetti. Che cosa succede, ragazzi? Lo avete già capito. Tempo mezz'ora, tutti gli amici, i compagni di classe, le ragazze della pallavolo, tutti in questo paesino ricevono le foto di Miriam senza vestiti. Questo oggi, ragazzi, è un comportamento illegale, si chiama revenge porn, è un comportamento illegale perché sono morte delle ragazze. È morta una ragazza più grande di Miriam, che si chiamava Tiziana Cantone. Tiziana, facendo l'amore, si è registrata con l'allora suo fidanzato, ma guarda un po', questi video sono finiti sulle principali piattaforme pornografiche. Tiziana Cantone ha fatto di tutto per bloccare questi video, ma non c'è riuscita. Cosa ha fatto Tiziana? Tiziana si è tolta la vita, disperata, umiliata e privata del rispetto di se stessa. Miriam non si toglie la vita, fortunatamente, ma non riesce più a uscire di casa. Suo padre non la riesce più a guardare negli occhi, sua madre continua a piangere e mi contatterà, questa cosa è successa una decina d'anni fa, la sua mamma, disperata, dicendomi: dottore, non so più cosa fare con mia figlia. Ha iniziato a farsi dei tagli sulle braccia, quello che si chiama l'autolesionismo. Ha iniziato a farsi del male, non vuole più andare a scuola. Ma io so perché non vuole andare a scuola, perché si vergogna e ha ragione. Tutti parlano male di lei, come se fosse una cattiva ragazza. Allora io conosco Miriam, la vado a trovare a casa sua e inizio a fare un percorso educativo per fargli capire che non è la vittima che deve sentirsi in colpa, non è la vittima che deve provare vergogna, ma è il carnefice. E con Miriam ho fatto un patto che provo ad onorare anche questa mattina con voi. Miriam mi ha detto: ometti il mio nome, cambialo, ma racconta la mia storia ai ragazzi e alle ragazze. Racconta loro che
io ho fatto un errore e l'errore su cui abbiamo ragionato insieme per me è una lezione d'amore importante che spero voi possiate fissare da qualche parte. Non dire mai un sì a qualcuno che sia un no a te. Questa frase sembra facile, ma è difficilissima. È la frase della paura amica. Non dire mai un sì a qualcuno che tradisca la tua anima, che tradisca il rispetto che hai di te. E questa cosa, ragazzi, a livello di educazione emotiva si chiama autodifesa sentimentale. Alcuni ragazzi in sala sono abbastanza giovani, quelli online sono un po' più grandi, però vi capiterà di avere un fidanzato, una fidanzata. Ecco, tenete ben presente questa frase. Se dici un sì a qualcuno che è un no a te, ti lasci violare, ti lasci calpestare, ti lasci ferire, come è successo a Miriam. Quindi, seconda indicazione di questa nostra chiacchierata, la paura amica salva la vita. La paura amica è quel campanello d'allarme di grande saggezza che ti dice: non fare questa stupidaggine, abbi sempre rispetto e cura di te. Facciamo un applauso a Miriam. Ora però, ragazzi, dobbiamo vedere il secondo volto della paura, perché vi ho detto c'è la paura amica, ma c'è anche la paura nemica. Quando la paura diventa nemica? La paura diventa nemica quando ti impedisce di fare qualcosa di bello, qualcosa di sano, qualcosa di giusto. Vi faccio degli esempi concreti, magari magari pratichi uno sport, ok? C'è una partita importante, prima di fare quella partita lì, la paura nemica ti fa tremare le gambe, ti dice: ma di che hai il mal di stomaco, magari in campo fai una figuraccia, oppure hai suonato uno strumento per un anno intero, ti sei allenato nella batteria, c'è da fare il concerto, la paura nemica ti dice: ma sì dai, inventi una scusa, di al maestro che hai la febbre, anche perché pensa se sbagli, che figuraccia che farai. Allora vedete, la differenza tra paura amica e nemica qual è? È il rispetto di noi. Perché la paura amica ti salva da qualcosa di pericoloso, di distruttivo. La paura invece nemica ti sottrae qualcosa di bello che ti farà crescere come essere umano. E come si affronta questo tipo di paura? Perché voi oggi ne avrete molta, perché siete degli adolescenti, affrontate tante esperienze nuove, il corpo che cambia, il primo bacio, le prime relazioni, la prima volta che magari penserete di fare l'amore, tante esperienze nuove che, essendo nuove, ci danno paura, ansia. Ora vi racconto qualcosa su di me di simpatico, così alleggeriamo un attimino il tono. Un po' di anni fa io avevo un po' di paura degli aerei. Ok? Cioè la mia idea di affidare la vita ad alcune compagnie aeree, diciamo senza fare nomi, mi metteva un po' di ansia. Allora cosa facevo? Quando hai questo tipo di paura, eviti, no? Andavo in treno e mi raccontavo che lo facevo per motivi ecologisti, insomma mi trovavo delle belle scuse. Ora però succede che a un certo punto, facendo nella vita il conferenziere, facendo eventi come questi tutti i giorni, un giorno la persona che gestisce i miei viaggi mi dice: Ste, questa settimana o prendi 4 aerei o non ce la facciamo, dobbiamo dire di no, non riusciamo a incastrare tutto, non arrivi in tempo. Al che io cosa faccio? Salgo sul primo aereo. Quando salgo sul primo aereo, immaginate la mia ansia da 0 a 100 sale a 150. Divento viola, no? Inizio a sudare. Mi ricordo una gentile donzella mi passa accanto e mi dice: ma tutto bene? No, io per far vedere che ero forte dico: benissimo, in realtà stavo sudando copiosamente, ma insomma diciamo che in questo primo volo la mia ansia arriva a 150. Non muoio, poi però a metà volo arriva a 130. È stato un bel volo? No, pessimo. Però il giorno dopo, mi ricordo dovevo fare all'epoca, facevo se non sbaglio Malpensa Palermo o qualcosa del genere, ma il giorno dopo devo andare in Sardegna, sempre per lavoro. Sono costretto a prendere un altro aereo, va bene.
faccio ancora un passo avanti, salgo sull'aereo, l'ansia parte da 130 e poi scende più o meno a 90. È stato un bel viaggio? No, terribile. Va bene, da Sardegna, da Cagliari o giù di lì, devo andare a Roma, prendo il terzo volo. Questa volta non è così male, è malino. L'ansia arriva a 50, poi scende a 30. Dico, beh, ma non male questo volo. Insomma, me lo ricordo come se fosse ieri, la sera, era un venerdì, devo prendere l'ultimo volo di ritorno a Malpensa, mi sono addormentato. L'ansia si è dimenticata di me, io mi sono dimenticato dell'ansia. Che cosa vi sto raccontando? Vi sto raccontando come si batte la paura nemica, o se volete l'ansia nemica. Si batte con il coraggio del passo avanti. Se fai un passo avanti, la paura nemica, che è una fifona, fa un piccolo passo indietro. Però all'inizio è come se tu sei nella zona rossa, hai ancora l'ansia, non è ancora andata via. Se fai un altro passo avanti del coraggio, questa volta entri nella zona gialla, l'ansia diminuisce, ma c'è ancora. Alla fine, a furia di fare passi avanti, entri nella zona verde. Tu dimentichi dell'ansia, lei si dimentica di te. Quindi ragazzi, non so qual è la vostra paura nemica, ma quello che mi sento di dirvi è, se è una paura che vi toglie qualcosa di bello, trovate il coraggio del passo avanti. Martin Luther King ha detto una frase bellissima su questo: se fai un passo avanti, o meglio, quando fai un passo avanti, la paura nemica bussò, ma quando il coraggio andò ad aprire, non trovò nessuno. Molte paure sono soprattutto nella nostra testa. Se le affrontiamo, le smontiamo. Se si è capito qualcosa, bevo un goccio d'acqua, applauso. Ok, va bene. Adesso farei un passo ulteriore, vi parlerei di un'altra paura, che è la paura delle lacrime, che è una paura che in realtà hanno soprattutto i maschietti. Perché a noi maschietti viene detto, i maschi forti non mostrano le emozioni, non piangono mai. Ma allora io mi chiedo, perché abbiamo le lacrime? Se ci fate caso, le lacrime sono la modalità con cui chiediamo aiuto. Grazie Marco, applauso a Marco, grazie. Grazie, compagno di squadra. Le lacrime sono il tentativo con cui noi chiediamo aiuto quando non vogliamo farlo. Le lacrime ci ricordano che noi abbiamo dentro tante emozioni nel nostro cuore, ma sapete cosa succede? Quando noi abbiamo delle emozioni pesanti nel cuore e non sappiamo dare loro un nome, i maschietti di solito fanno una cosa: prendono queste emozioni, prendono questi sassi e li tirano contro gli altri. Diventano positivi, diventano aggressivi, rompono il mondo. Le fanciulle, per tutta una serie di ragioni complesse, quando hanno questi sassi nel cuore, che cosa fanno? Scagliano queste emozioni verso di sé. Scagliano i sassi contro se stesse. Automortificazione, autolesionismo, anoressia. Qual è la morale di questa storia, ragazzi? Che dentro di noi abbiamo tante emozioni. Abbiamo emozioni gioiose, ma abbiamo anche rabbia, dolore, paura, vergogna. Ecco, il primo modo per imparare a fare amicizia con le nostre emozioni è dare loro il nome, cioè imparare a riconoscerle. E su questo vi racconto una storia molto semplice ma molto efficace che spero vi aiuterà, perché io alla vostra età ero molto arrabbiato. Ero molto arrabbiato, adesso non entrerò nel dettaglio perché alcune cose, diciamo a un certo punto nella mia famiglia si sono rotte, non per colpa di nessuno, ma diciamo che molte cose si sono rotte e io non riuscivo a stare a contatto col dolore. Quindi cosa ho fatto? Come tanti ragazzi, invece di stare a contatto con il mio dolore, sono fuggito nella rabbia. La rabbia mi dava l'illusione che stavo combattendo, che non ero passivo, che stavo facendo qualcosa. Però questa rabbia mi stava mangiando. Mi stava rendendo anaffettivo, mi stava rendendo duro, freddo. E la rabbia ha in realtà questo problema, cioè spesso quando diventa un'emozione dominante che abbiamo dentro è come un veleno che ci corrode.
Ora però sulla rabbia vorrei raccontarvi questa storia, perché magari anche voi siete arrabbiati, o magari anche voi siete pieni di dolore e non sapete cosa fare né di questo dolore né di questa rabbia. Allora in questa storia ci sono proprio queste due emozioni, rabbia e tristezza. Rabbia e tristezza decidono di andare a fare un bagno. Sono in un laghetto di montagna, si tolgono i vestiti e iniziano a nuotare. Rabbia però, che è un'emozione veloce, incandescente, rabbia è sempre un po' agitata, dopo un po' che stava nuotando piacevolmente dice al diavolo tutti, esco dall'acqua. Ed essendo la rabbia spesso cieca, fateci caso, quando siamo arrabbiati noi diamo il peggio di noi alle persone che amiamo di più, essendo cieca, rabbia esce dall'acqua e scambia i vestiti. Cioè, per sbaglio, indossa i vestiti di tristezza e se ne va via così. Tristezza, che invece è un'emozione più lenta, più calma, esce molto dopo dall'acqua e trovando solo i vestiti di rabbia, cosa fa? Li indossa. Qual è la morale di questa storia, ragazzi? Occhio, perché le emozioni non arrivano mai da sole. Spesso, sotto i panni della nostra rabbia, c'è tristezza, c'è dolore, c'è una ferita. È quello che era successo a me. Quando siete arrabbiati avete due alternative, anzi ne avete tre. Fate del male a qualcuno, ve la prendete con lui o con lei, oppure fate del male a voi stessi, continuate a stare dentro questi pensieri. La terza via, quella che io vi consiglio di fare, è avere il coraggio di parlare con qualcuno a cui volete bene della tristezza nascosta dietro la vostra rabbia. Dire magari a vostro padre, a vostra madre o a un amico, sono tanto incazzato, però dietro la mia rabbia, se mi ascolto bene, sono triste perché, sono dispiaciuto perché, sono amareggiato perché. Io cosa ho scoperto? Ho scoperto che quando potevo raccontare ai miei amici come mi sentivo davvero, non è che la situazione attorno a me di colpo diventava perfetta, ma in qualche modo questi sassi si scioglievano. Questa cosa, ragazzi, è molto importante anche nei rapporti con i vostri amici, nei rapporti di coppia. Prima vi ho detto una cosa importante. Noi diamo il peggio di noi alle persone che amiamo di più. Ci avete fatto caso? Ci arrabbiamo di più con le persone a cui siamo più legati. Genitori, amici, fratelli, fidanzati, fidanzate. E allora lì che cosa bisogna fare? Bisogna imparare a capire, ragazzi, da che parte vogliamo stare, perché adesso apro un pochino il discorso, Marco, poi tu dimmi se ci sono domande o altro. Noi stiamo assistendo a guerre che continuano ad arrivare. La guerra sembra qualcosa che non riusciamo a lasciarci alle spalle. Quando però vediamo i grandi della terra che fanno la guerra, giustamente puntiamo il dito. Diciamo loro, ma possibile che non riusciate a fare la pace? Ecco, io però vi chiedo, ma quando la guerra siamo noi? Quando siamo noi a portare la guerra nel rapporto con le persone con cui lavoriamo, con cui viviamo, come si fa a disinnescare la bomba della guerra? Ragazzi, l'unico modo per disinnescare la bomba della guerra, almeno nei nostri rapporti umani, è smetterla di puntare il dito. Tu mi hai fatto quello, tu mi hai fatto quello, tu. Questa comunicazione, tu mi hai fatto, è un dito puntato. Quando noi iniziamo a comunicare così con qualcuno, molto probabilmente stimoliamo l'altro a reagire con la stessa pistola e finiamo per dire delle cose terribili alle persone che amiamo di più. Lì cosa bisogna iniziare a fare? Forse bisogna iniziare a cambiare il verso del dito. Anziché dire tu mi hai fatto, ti siedi accanto a questa persona, metti una mano sul tuo cuore e provi a dire sono arrabbiato con te, lo sono, assolutamente, ma se metto una mano sul mio cuore, sotto la mia rabbia sento questo dolore, te ne voglio parlare. Tu hai voglia di fare lo stesso? Allora, che voi siate fidanzati, fratelli, figli, genitori, amici,
Noi litighiamo, noi ci tiriamo le bombe, ma se quella persona con cui hai litigato è una persona a cui vuoi bene, smettila di tirare le bombe. Vai da lui, vai da lei, gli dici adesso parliamo un attimo e parliamo seriamente. Ci raccontiamo le ferite che abbiamo nel cuore. Se si è capito qualcosa? Ok. Va bene, abbiamo parlato della rabbia, abbiamo parlato della paura. Adesso vi racconto una storia, una delle mie storie preferite, su un concetto che a alcuni piace, a alcuni non piace, ma allora, il concetto è la resilienza. Resilienza vuol dire, ve lo dico in maniera molto semplice ragazzi, è la capacità di rialzarti quando la vita ti butta giù. E questa capacità è molto importante, è una capacità emotiva che vi serve e con cui potete evitare di rifugiarvi nelle droghe o in altri comportamenti sbagliati. E ve lo racconto con la storia di una ragazza di 15 anni. Questa ragazza all'epoca di questi fatti si chiama, anche oggi si chiama Bethany. Bethany è una ragazza hawaiana, se non sbaglio, e è una surfista. Il suo daimon, la sua passione, il suo amore è la tavola. Lei fin da quando aveva 3 anni danzava sull'oceano. Diventa una campionessa, non perché nella vita bisogna essere campioni, ma questa è la sua storia. Lei diventa, se non sbaglio, la campionessa di surf nelle Hawaii, ma un giorno le accade una cosa terribile. Un giorno, mentre si stava rilassando nell'oceano, con le braccia a penzoloni, stando sulla sua amata tavola, uno squalo tigre l'attacca. Ora, io non so come si combatte con uno squalo tigre, però posso dirvi una cosa, Bethany era una ragazza che lotta, quindi in qualche modo cerca di resistere all'attacco, cerca di combattere per salvarsi la vita. Riesce a trascinarsi a riva, ma sviene in una pozza di sangue. Fortunatamente passa di lì un ragazzo in moto, la vede e chiama l'ambulanza. Ma l'ambulanza non basta, non c'è abbastanza tempo, serve l'elicottero. Arriva l'elisoccorso, Bethany viene trasportata d'urgenza nell'ospedale più vicino e rimarrà sotto i ferri del chirurgo diverse ore. Si sveglierà dopo qualche giorno. Quando si sveglia, la prima emozione che prova è gioia. Wow, sono ancora viva. La seconda emozione che prova è disperazione. Perché? Perché lei sente di avere ancora il braccio sinistro, ma il braccio sinistro non c'è più. Per salvarle la vita, il chirurgo ha dovuto amputarlo. Ha dovuto amputarlo perché era ridotto troppo male. Ora, mettetevi nei panni di Bethany. Ma potreste anche dire, ragazzi, Stefano, ma che storia è? Io non nuoto nell'oceano, io non ho a che fare con gli squali. No, magari non hai a che fare con gli squali fisici, ma prima o poi, ragazzi, gli squali nella nostra vita arrivano. Nel mio caso, lo squalo, quando avevo la vostra età, era stata, diciamo, questa problematica situazione familiare. Ora, la domanda, ragazzi, è come ci si rialza dopo l'attacco di uno squalo? E questa capacità, ragazzi, va sviluppata e si può sviluppare. Ce lo mostra Bethany, cioè all'inizio Bethany è tutto fuorché forte, piange, si dispera, impreca. All'inizio, quando la vita ci mette a terra, ci mette al tappeto, noi tendiamo umanamente, molti di noi tendono a difendersi con un meccanismo che è la colpevolizzazione. Bethany dice, è colpa di quel maledetto squalo, è colpa di mio padre che mi ha insegnato ad andare sulla tavola, è colpa di mia madre che quel giorno non mi ha tenuto a casa, è colpa di Dio, è colpa del destino, è colpa della sfortuna. Vi faccio notare una cosa, all'inizio è normale cadere in questo meccanismo, è il tentativo di dare un senso all'insensato. Ora però, quando noi cadiamo nel meccanismo, in questa trappola della colpevolizzazione, guardate questo bicchiere, me lo metto qui sul cuore. Ora, voi nascete con un fuoco, che è questo bicchiere.
Il fuoco è la capacità che ha ciascuno di noi di impattare sulla propria vita. È la capacità che abbiamo di affrontare la vita. Quando cadiamo nel meccanismo della colpevolizzazione, guardate cosa succede. Io prendo, immaginiamo di dare la colpa al povero Marco che è un amico, io do la colpa a Marco, Marco prende il mio bicchiere, prende il mio fuoco, perché è colpa tua, perché non mi hai protetto, perché non mi hai voluto bene, perché mi hai ferito. Guardate cosa succede qua, guardate il mio petto. Nel mio petto non c'è più niente. Nel momento in cui io cado nella trappola dell'accusa, della colpevolizzazione, io mi libero anche del mio fuoco, perché è come se stessi dicendo, io metto la capacità di agire nella mia vita fuori da me, quindi non ce l'ho più. Allora Bethany, grazie Marco, che cosa fa? I primi giorni dà la colpa a tutti, impreca, si dispera, è furiosa. Prima lezione di Bethany, ragazzi, avete diritto alle lacrime. Quando le cose vanno male, avete diritto di essere incazzati, avete diritto di essere tristi, avete diritto di essere spaventati. Ci sta. Quando nella mia famiglia è accaduto quello che è accaduto, io avevo diritto di sentirmi così. Ma, secondo passo, hai diritto alle lacrime, ma nelle lacrime non devi affogare. Questo che cosa vuol dire? Che dopo un po' che hai dato la colpa a destra e a sinistra, ci può stare, tu devi riprenderti il tuo fuoco. E cosa vuol dire riprendere il tuo fuoco? Vuol dire porti la domanda che si è posta Bethany, che io chiamo la domanda del fuoco o la domanda del potere, che attenzione non è una domanda di onnipotenza, è una domanda di non impotenza. Qual è? Bethany dice: questo squalo maledetto mi ha strappato il braccio sinistro, ma non mi strapperà l'amore per la tavola. Quindi si pone una domanda semplice che anche voi dovete imparare a porvi tutte le volte che la vita vi butterà giù. Cosa posso fare di piccolo col mio fuoco per provare a rialzarmi? E Bethany che cosa fa? Beh, la prima cosa che fa è vuole tornare sulla spiaggia. Appena dimessa dall'ospedale, ha paura, questa volta è una paura nemica, perché lo squalo non c'è, è in compagnia del suo papà, e allora cosa fa? Si butta in acqua, fa un passo in avanti, sale sulla tavola, ma attenzione, per un secondo è felice, ma dopo pochi secondi è disperato nuovamente. Perché? Perché ha scoperto che senza il braccio sinistro non è più capace. Lei che era una campionessa, lei che ha dedicato la sua giovane vita a questa arte, non è più capace. Quindi altre lacrime, altra disperazione, per la seconda volta il fuoco viene dato, no? Viene messo fuori da sé. Poi dice, dopo qualche giorno, al diavolo: ho imparato a surfare una volta con 2 braccia, reimparo con una. Riprende, che coppia che siamo, riprende la seconda volta e che cosa fa? Qui devo tirar fuori una parola che non va tanto di moda, tira fuori una virtù che è l'unica virtù che nella vita vi salverà, che è la grinta. Qualcuno ha detto che la grinta è l'unico talento che fa emergere tutti gli altri. Cosa vuol dire grinta? Ve lo racconto con le parole del mio nonno Piero, che purtroppo non c'è più, ma è sempre nel mio cuore. Quando ero piccolino alla scuola elementare, torniamo subito a Bethany, mio nonno mi porta alla scuola calcio, io avevo dei piedi rettangolari, non la tiravo dritta neanche sforzandomi, ma il mio nonno mi dà un consiglio, mi dice: guarda, divertiti, ma io da te voglio vedere una cosa, voglio vedere la grinta. Io ho 7 anni, dico: nonno, chi devo picchiare? Mi dice: mamma, che zuccone che sei, non devi picchiare, perché grinta mi sembrava una parola di guerra, una parola cattiva, una parola violenta. E mi dice: guarda che la grinta non c'entra nulla con la violenza, la grinta ha a che fare con il fuoco. A me non interessa se vinci o se perdi, se fai gol o non lo fai. Io quello che voglio vedere da te, me l'ha detto con parole semplici, è che esci con la maglietta bagnata alla partita.
devi aver dato tutto, devi aver sudato. Se hai dato tutto, che tu vinci o perdi, sii felice. Che il libro vende o che il libro non venda, se tu hai dato il massimo, sii felice, abbi rispetto per te stesso. E il nonno mi ha dato una grande lezione, perché voi ragazzi e voi ragazze siete in una società che è ossessionata dai risultati. Siete in una società che è ossessionata dal successo, dalle metriche, dalla ricchezza, dal diventare popolari. Queste robe qua sono tossiche. Perché? Perché nessuno di noi, occhio, può controllare i risultati. Io posso scrivere il mio bel libro, ma io non posso spingere affinché questo libro venda. Io cos'è che posso controllare come scrittore, come cantante, come studente? Cos'è che puoi controllare tu? Quello che puoi controllare è il tuo fuoco. Hai messo tutto il tuo fuoco? Beh, se questo libro toccherà il cuore di tanti ragazzi sarò felice. Se venderà poco, comunque io ho dato tutto me stesso. Questa è la cultura della grinta. Voi dovete passare e farlo capire anche ai vostri genitori che la cultura del risultato è tossica, perché tu non puoi controllare davvero i risultati. La cultura della grinta è sana. E cosa vuol dire cultura della grinta? Avere il fuoco negli occhi. Molti di voi sono a distanza, molti di voi sono in questa bellissima stanza. Io non so se la conferenza vi sta piacendo o meno, ma anche se ne ho fatte più di 2000, io in ogni conferenza devo sudare, devo impegnarmi, devo avere il fuoco. Se ce l'ho messo e vi piace, sono felice. Se ce l'ho messo e non vi è piaciuta, amen, però ho dato il meglio che potevo. Questa è la lezione di Bethany. E cosa vuol dire? Cosa fa Bethany? Chiudiamo la sua storia, poi magari ascolto qualche domanda se c'è. Beh, Bethany, sapete quanto ci metterà per qualificarsi alla prima gara provinciale? Lei che era la campionessa nazionale ci metterà più di 800 giorni. Ma in quegli 800 giorni Brittany si impegna. Brittany mette il suo fuoco. Come va la sua gara? Beh, arriva ultima. E tu potessi dire, ma che storia ci hai raccontato? Beh, io non vi sto raccontando una storia di successo, vi sto raccontando una storia di verità. Alla fine di questa gara Bethany arriva ultima ma sorride. Una giornalista presente la avvicina, una bulla, e le dice, ma cos'hai da sorridere? Eri la campionessa, sei arrivata ultima. Bethany la guarda negli occhi e le dice, perché rido? Perché ho capito una cosa importante che tu non hai capito. Le persone invincibili non sono quelle che vincono sempre, sono quelle che non si lasciano vincere dalle cadute. Questa è la resilienza. La vita ci butta giù, ma al di là di cosa la vita fa di noi ci chiediamo cosa fare della nostra vita. Grazie. Ok. Grazie a Stefano Rossi, grazie anche ai ragazzi e alle ragazze che hanno seguito con attenzione e che noi invitiamo a alzare la mano per porre qualche domanda, se lo desiderano, o anche fare qualche commento, raccontarci che cosa li ha colpiti. C'è un microfono adesso a disposizione, o se volete potete venire anche qui a porre delle domande o anche delle provocazioni a Stefano Rossi. Nel frattempo ne arrivano dalle persone che sono collegate, che sono moltissime, che ringraziamo. Ringraziamo tutte le persone che interagiscono con il nostro festival attraverso la possibilità di commentare le dirette e il WhatsApp del numero che avete visto in sovraimpressione. E allora rivolgiamo a Stefano Rossi questa prima domanda da parte di un genitore che si complimenta per l'intervento, ma chiede anche: ma come possiamo noi genitori educare i figli all'intelligenza emotiva anche in un'ottica di prevenzione dei comportamenti a rischio? Beh, direi che come genitori c'è una regola che spesso viene dimenticata: l'educazione emotiva dei figli parte da noi. Cioè, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che fondamentalmente prendete quello che ho raccontato questa mattina. Sì, sono metafore che ho cercato di raccontare con un linguaggio semplice, comprensibile per i ragazzi, ma tutto quello che ho raccontato, il diritto delle lacrime, capire che dietro la mia rabbia c'è la tristezza, avere rispetto del proprio fuoco, sono in realtà metafore che possiamo usare anche nella nostra vita. Un esempio concreto per i genitori:
per coltivare l'intelligenza emotiva è spiegare ai figli che noi abbiamo rispetto per le loro emozioni. Cioè spesso quando un figlio sta male il genitore dice cosa vuoi che sia, no? Su, dai, rimboccati le maniche, oppure stai facendo una scenata per un non nulla. Ecco, invece quando noi soffriamo, noi non abbiamo bisogno di consigli, non abbiamo bisogno di prediche, abbiamo bisogno che un genitore, un insegnante o un amico fa un gesto semplice. È il gesto che io chiamo del sedersi accanto. Sedersi accanto vuol dire sedersi accanto ad un figlio e dire sai cosa c'è? Hai diritto di essere arrabbiato, hai diritto di avere paura, hai diritto di essere triste. Quando io ero preda della mia rabbia da adolescente, tutti mi dicevano non devi essere arrabbiato, non devo essere arrabbiato con quello che è successo. Io avevo tutte le ragioni per essere furibondo, ma nessuno legittimava la mia rabbia. Ovviamente noi dobbiamo distinguere tra il diritto alla rabbia e il divieto alla violenza. La violenza è un comportamento che non è mai accettabile, mai. La rabbia è un'emozione che spesso custodisce un dolore. È la storia di rabbia e tristezza che si scambiano i vestiti. Quindi magari quando un figlio è arrabbiato, anziché arrabbiarci con lui a nostra volta, cosa umana che succede a tutti, un po' come provo a spiegare nei miei libri o anche in Genitori in ansia, l'idea è sederci accanto a lui dopo che magari la temperatura del conflitto si è abbassata e dire «Oh, vedo che sei arrabbiato, ma che tristezza c'è dietro la tua rabbia?» Già questa è una lezione di educazione emotiva, già questa è una lezione che ti sta dicendo io ti vedo davvero, e i figli hanno bisogno di essere visti davvero dai genitori. E quindi la violenza si contrasta e si previene anche proprio con la legittimazione dei vissuti anche negativi. Sì. E su questo c'è un'altra domanda posta da un educatore di una comunità della provincia di Trieste che si rivolge a te dicendoti: ma lei pensa che l'intelligenza emotiva sia solo un fattore preventivo o può anche essere in qualche modo terapeutico per chi sta già soffrendo, per esempio, di qualche dipendenza? Beh, sicuramente il lavoro che fanno gli psicoterapeuti è un lavoro che ha a che fare a 360 gradi, no? Con l'intelligenza emotiva. Io, non essendo un terapeuta, ma essendo uno psicopedagogista, mi occupo di prevenzione e sono convinto che una cultura dell'educazione emotiva possa, come dire, davvero aiutarci a stare un po' meglio con noi stessi. Io credo che non tutte le sofferenze sono psichiatriche, ci sono anche sofferenze esistenziali che magari non diventano un disturbo mentale ma mi disturbano, mi fanno soffrire e allora ecco, comprendere come funzionano un po' di più le nostre emozioni e quelle dei nostri ragazzi sicuramente è un primo passo. Poi quello che io mi sento di dire anche ai ragazzi che ci stanno ascoltando di non vergognarsi di andare dallo psicologo, di non vergognarsi nel chiedere aiuto. Vi faccio un esempio molto concreto: i più grandi sportivi del pianeta, dalla Federica Pellegrini, la nostra nuotatrice, a Michael Phelps, vabbè, io sono ex pallanotista, quindi insomma il mio universo è molto natatorio, però tutti i grandi sportivi, anche le società di calcio, eccetera, hanno tutti uno psicologo interno. Spesso anche per le giovanili. E questo perché è importante? Ci aiuta a capire che la psicologia non ha a che fare con la pazzia. Lo psicologo è una sorta di allenatore delle emozioni, è una sorta di artigiano delle emozioni, ti aiuta a capire come stare meglio. Quindi ragazzi, ragazze, ai miei tempi, frase sempre terribile da sentire, quando io stavo male a scuola non c'era lo psicologo, non si sapeva manco forse chi fosse lo psicologo. Se oggi voi avete questa possibilità, andateci, perché quando abbiamo male al ginocchio cosa facciamo? Ortopedico. Ti vergogni che vai dall'ortopedico perché la tendinite? No, hai il tuo cuore pieno di sassi, lo psicologo, il terapeuta, il consulente ti aiuta a trasformarli in parole. Quindi cerchiamo di avere anche un po' cura di noi stessi. E questo rilancio ci fa particolarmente piacere perché da 4 anni uno dei messaggi del festival è proprio: rivolgetevi ai servizi, rivolgiamoci alle persone che ci possono aiutare, ci sono tanti professionisti e questo è proprio un'occasione per fare cultura anche
della cura e della prevenzione, come è stato detto opportunamente all'inizio dell'incontro. E poi qui c'è una mamma, Emanuela, da Parma, che fa un collegamento con quello che abbiamo appena visto nelle Olimpiadi, perché dice: a differenza dell'Italia, la Norvegia, che ha stravinto le Olimpiadi invernali, investe sulla base larga, cioè aspetta i 13 anni per l'agonismo vero, evitando di scartare chi matura tardi, mentre nella nostra società tutti vogliono i campioni a 7-8 anni. Ecco, a proposito di quello che dicevi prima, successo contrapposto alla verità, successo contrapposto al fatto di stare in contatto con sé e piuttosto esprimere la grinta che il desiderio di vittoria. Un commento da parte tua su questo aspetto che ci pare proprio il caso di valorizzare, perché al di là degli aspetti, come dire, etici, ci sono anche dei risultati concreti che parlano, e questo l'ha dimostrato la Norvegia, cioè dove c'è la cultura di lasciare bruciare questo fuoco, di far emergere la grinta invece che il risultato, poi le cose migliorano. Questo mi aiuta anche, Marco, a dire una cosa importante che rubo a Velasco, cioè lo sport è una metafora della vita, ma non è la vita. Cioè la vita non è una gara. Se noi viviamo la vita come una gara, siamo sempre, come dire, in un'ottica di invidia, di competizione, di paragone o di sofferenza per il successo dell'altro. Se ci fate caso, ragazzi, guardate i social che, attenzione, io utilizzo, li utilizzo come divulgatore, in questo momento siamo anche su YouTube e su Facebook, però voglio farvi notare una cosa. Ecco, io però sento un po' di brusio, scusate. Dicevo, i social perché hanno possono essere un elemento di sofferenza? Perché ci portano continuamente a paragonarci, a confrontarci con l'altro. E invece ciascuno di noi ha il suo viaggio. Cioè quello che dice questa mamma è molto importante, no? Ciascuno ha il suo percorso e forse noi dovremmo metterci in qualche modo non in competizione con noi stessi, che è un'altra frase secondo me tossica, ma in qualche modo dovremmo avere fiducia nel nostro viaggio, ciascuno matura con i propri tempi. Grazie e siamo particolarmente felici anche del fatto che stanno arrivando delle sollecitazioni dalle ragazze e dai ragazzi che dovevano essere presenti qui oggi ma per cause di forza maggiore non sono potuti venire, però ci scrivono e siamo molto felici di questo perché li abbiamo incontrati nelle settimane precedenti a questa, perché il Festival Cambio Gioco incontra anche le classi nelle loro scuole prima di incontrare i relatori qui nella Sala della Carità. E allora Alessandra della terza B dell'Istituto Cattaneo di Monselice ti chiede cosa ne pensa del fatto che negli ultimi anni la paura e l'ansia del seguire il nostro cuore siano aumentati e qual è la causa di questo, perché effettivamente sono molto diffusi questi stati d'animo angoscianti tra gli studenti, tra i ragazzi, tra i giovanissimi. Beh, come si chiama la ragazza, scusami? Si chiama Alessandra. Alessandra. Intanto ciao Alessandra, grazie della domanda. Beh, noi per molti aspetti siamo nella società dell'ansia, ma io credo che la causa è più filosofica che psicologica. Cioè, che cos'è l'ansia? Se ci pensi, l'ansia ha sempre un oggetto. Cioè, tendenzialmente l'ansia, almeno quella sana, comune, ha un oggetto. Ho l'ansia prima della verifica, che ragazzi è un'ansia sana. Quell'ansia lì ti sta dicendo che stai per fare qualcosa di importante. I grandi sportivi sanno che se prima di una finale di Champions League sei troppo rilassato, non entrerai in partita. Un pizzico di ansia ci motiva, ci tiene sul pezzo, ci aiuta a concentrarci. Ora, quando l'ansia diventa problematica? Quando è un'ansia senza oggetto. Ho l'ansia, ma non so perché ho l'ansia. Sto male, ma non so perché sto male. E questa filosoficamente in realtà è angoscia. E noi perché oggi abbiamo l'angoscia? Abbiamo questa angoscia perché siamo in una società che Bauman ha definito liquida, quindi non ci sono più certezze, non c'è più certezza sulla pace, non c'è più certezza sul futuro, non c'è più certezza sul lavoro, non c'è più certezza sulla famiglia, non c'è più certezza sull'amore, allora noi abbiamo la sensazione, anche se non microspecifica, che tutto attorno a noi trema, traballa e quindi qualcosa inizia a traballare dentro di noi. Ora, cosa possiamo fare rispetto a tutto questo? Ecco, io credo che la lezione di Bethany ci aiuta. La domanda è cosa puoi fare? Ecco, lo spiego ancora meglio per i ragazzi e le ragazze che ci ascoltano.
Quando voi vi trovate in difficoltà, quando siete di fronte a qualcosa che vi spaventa, voi dovete porvi questa domanda: cosa posso controllare, cosa non posso controllare di questa situazione? Ovvero, cosa posso controllare è dove posso agire, dove posso mettere il mio fuoco, mettilo. Ma dove non posso arrivare? Dove non posso intervenire perché è una cosa più grande di me? Guardate per esempio il tema della guerra in questi giorni, no? Io posso controllare che la smettano di bombardarsi a vicenda? Purtroppo no. Cosa posso controllare? Portare la pace nella mia vita, prendermi cura delle persone a me care, cercare di riflettere su chi voglio diventare. E questo è molto importante, perché se tu pensi di controllare ciò che non puoi controllare, alla fine sarai disperato e pieno di ansia. Quindi c'è quella famosa frase, no? Se non sbaglio, degli alcolisti anonimi, che è una preghiera, se non sbaglio, che secondo me è bellissima, e dice: dammi la forza di cambiare ciò che posso cambiare, dammi la tolleranza di accettare ciò che non posso cambiare, dammi la saggezza Per distinguere le due cose. per riconoscere la differenza. E dal Cattaneo Mattei di Monselice abbiamo anche Anna, della quarta E, che dice: lei prima ci aveva detto che piuttosto di reagire con la rabbia nei confronti delle persone a cui vogliamo bene, è meglio parlare di quello che proviamo. Ma se questo non viene ascoltato e il comportamento che ci infastidisce si ripete, cosa possiamo fare? Soprattutto se proviene da un genitore e per noi non è possibile staccarci nel breve periodo. Bella domanda. Beh, magari in questi casi potrebbe forse, aiutare una lettera, provare a scrivere una lettera ai propri genitori, in cui proviamo a far capire perché questa cosa ci fa stare male, perché ci avvelena, perché ci distrugge, perché con la migliore delle intenzioni, no? In realtà questo genitore ci sta avvelenando. E poi a un certo punto, adesso magari dirò una cosa un po' forte, io sono a favore della connessione. Aiuto i genitori a connettersi coi figli, aiuto i figli a capire i genitori, però è anche opportuno dire, per onestà intellettuale, che se un genitore, anche con le migliori delle intenzioni, alcuni genitori anche con le peggiori delle intenzioni, perché che tutti i genitori amino i figli è una storiella che ci raccontiamo da tanto tempo, ma non tutti sanno cosa vuol dire amare. Beh, bisogna anche imparare ad autoproteggersi. Cosa vuol dire imparare ad autoproteggersi? Ve lo dico con una metafora che mi è cara. Il bullo peggiore, ragazzi, non è mai fuori. Il bullo peggiore è dentro. È quella voce che dentro di te, scusate, ti dice che non vali niente, che non sei capace, che nessuno ti vorrà mai bene, che non devi credere nei tuoi sogni. Allora, ai ragazzi e alle ragazze che mi ascoltano voglio dire: occhio, perché voi non siete i vostri pensieri. Voi siete colui o colei che i pensieri li può ripensare, soppesare, filtrare. Voi siete in un'età in cui il vostro dialogo interno, voi parlate tanto con voi. Non so se ve ne rendete conto, ma vi dite tante cose e a volte siete terribili con voi stessi. Perché? Appunto, come dicevamo prima, perché vi paragonate con metriche irraggiungibili, oppure perché magari qualcuno, noi abbiamo la fortuna di avere dei genitori che sono un porto sicuro, che credono in noi, degli allenatori che credono in noi, ma può anche capitare di avere un genitore, un allenatore, un insegnante che invece mi affossa, che invece mi mortifica, che mi dice che non sono come mio fratello, che non sono bella come lei, che non sono in gamba come lui. E allora lì cosa fai? Devi imparare a proteggerti. Come? Iniziando a non accettare internamente questi pensieri. Traduco meglio? C'è una frase che dice: nessuno può farti pensare male di te senza il tuo permesso. Frase facile ma difficile. Cosa vuol dire? Che devi iniziare a ascoltare come ti tratti. Se nel tuo dialogo interno ti massacri, ti dici che fai schifo, che non vali niente, che non combinerai niente di buono, chiediti questa cosa. Ti stai parlando come un bullo, un buon amico,
che cosa ti direbbe? Un buon amico non ci dice che siamo perfetti, Se un buon amico, se io sbaglio, faccio una stupidaggine, un buon amico mi tira per la giacca e mi dice: Ste, ti voglio bene, ma su questa cosa qui hai sbagliato, su questa cosa potevi fare diversamente. Il buon amico è onesto. Allora io vi dico, iniziate a trattarvi bene, iniziate a parlare bene con voi stessi. E forse, questa è una cosa che è centrale anche nel mio libro Illumina i tuoi sogni, imparate a volervi bene. Bisogna avere rispetto ed empatia per gli altri, bisogna avere rispetto ed empatia anche verso di noi. Questa è stata capita e apprezzata. Allora, intanto che tu bevi un sorso d'acqua, io ti chiedo se sei disponibile per le ultime 2 sollecitazioni che ci arrivano ancora dal Cattaneo Mattei. Veramente ringraziamo ancora una volta, ed è sincero ringraziamento, le studentesse e gli studenti che stanno interagendo in maniera così attiva. Siamo molto contenti di questo. E allora, ultime 2 domande. La prima è: ma che collegamento c'è tra le emozioni e il gioco d'azzardo? Questa domanda ci fa particolarmente piacere perché nella nostra idea del Festival Cambio Gioco un intervento come questo ha senso come fattore protettivo e come stimolo a prenderci cura di noi stessi molto prima di sviluppare delle dipendenze e dei problemi. Quindi nella nostra testa c'è questa idea, ma ci fa veramente piacere che una ragazza di terza chieda di esplicitare questo legame. Allora, a te la parola. Beh, è una domanda giustissima. Diciamo che spesso i giovani, i ragazzi, ma non solo i ragazzi, però tendenzialmente si avvicinano al gioco d'azzardo nel tentativo di in qualche modo gestire un vuoto emotivo, cioè nel tentativo di io gioco in modo tale da come dire, non sentire le mie emozioni dolorose, non sentire l'ansia, non sentire il vuoto, non sentire la rabbia o il dolore. Cioè il gioco d'azzardo in qualche modo mi porta a non sentire il mio sentire. Perché? Perché attiva quei circuiti della dopamina di cui parlavamo prima, che in qualche modo nel momento in cui gioco io ho il brivido, no? Ho l'emozione, ho questa sensazione che mi porta un po' fuori dalle mie fatiche emotive. Cosa serve tutto quello che abbiamo detto? Beh, c'è un principio nell'educazione emotiva: nominare aiuta a regolare. Cioè, se tu sei in grado di dire a te stesso che in realtà sei triste e che magari quella tristezza ti sta parlando, non hai bisogno di compensare con dei comportamenti distruttivi. Anzi, faccio notare ai ragazzi e alle ragazze che ci ascoltano di come funziona il nostro cervello emotivo, cioè il primo regolatore della nostra ansia, il primo regolatore del nostro dolore. Quando eravamo dei neonati, chi era? Il neonato non si regola da solo, il neonato piange disperato e cosa contiene le sue emozioni? L'abbraccio, la connessione emotiva, l'abbraccio della mamma, del papà o di chi c'era. Questo che cosa vuol dire, secondo me? Che io vedo molto nel gioco d'azzardo, un po' come nel consumismo, una patologia dell'io. Cioè noi siamo in una società dove vive un principio: devi essere forte, devi essere emotivamente autosufficiente. Cioè se sei forte non devi chiedere a nessuno. Questa, ragazzi, vorrei usare una parolaccia che inizia per C, non la uso, è una stupidaggine. Perché? Perché il nostro cervello è un cervello emotivo. Perché oggi migliaia di ragazze nel nostro paese prendono una lametta e si fanno dei tagli nel corpo? Non è un maldestro tentativo di suicidio, ma spesso è il tentativo di regolare le proprie emozioni facendosi del male nel corpo. Cioè se mi faccio male nel corpo non sento il male che ho nel cuore. Ma questo poi è una catena pericolosa, perché poi sei dipendente dall'autolesionismo. Ma perché prima non c'era questa cosa? Perché prima, 30-40 anni fa, c'erano altre problematiche, ma ci fidavamo di più dell'altro. Cioè le ragazze presenti in sala, che magari adesso hanno 50, 40 o qualche anno in più,
alla vostra età cosa facevano? Quando avevano un problema col fidanzato, col genitore, con il corpo, ne parlavano con un amico, ne parlavano con un genitore, con una zia, cioè dividevano le emozioni con qualcun altro. Invece cosa fa l'autolesionista? Cosa fa il giocatore d'azzardo? Cerca la soluzione da solo. Invece c'è una bellissima frase della canzone di Mr. Rain di qualche anno fa che diceva: siamo angeli con un'ala soltanto, possiamo volare solo l'uno accanto all'altro. Cioè dobbiamo riscoprire anche la fiducia e dobbiamo imparare a condividere le nostre emozioni. Grazie Stefano Rossi. Abbiamo anche l'intervento. Grazie. C'è una domanda di un'altra studentessa che ti farò per ultima, a cui risponderai con una delle tue frasi che rimangono nel cuore, ma prima vorrei dare voce a questo messaggio di una dirigente scolastica che dice: a volte è difficile far comprendere a docenti e genitori che non si deve considerare il risultato o la performance come va di moda. Come dirigente scolastico è stata una dura battaglia per me, Don Chisciotte, quando la mia stessa amministrazione ragiona per risultati, standard, esiti, tutto nella scuola sta diventando una valutazione spinta. E il valore della persona dove sta? Vale solo la meta e non il viaggio? Ecco, questa è una dirigente. Beh, diciamo che è tragicamente vero, no? Cioè, come dire, il fatto che la parola merito oggi sta in cima al disco d'oro della scuola non è una buona notizia. Cioè, se voi leggete il libro di Michael Sandel, Tirannia del merito, sono 800 pagine di filosofia politica e sociale, Sandel dice il merito non è un'utopia, è una distopia. Cioè, noi pensiamo al merito come qualcosa di positivo, perché siamo in una società purtroppo molto corrotta, ma in realtà il merito divide il mondo in winner e loser, vincenti e perdenti, cioè porta la ossessione per la competizione ovunque, anche nella scuola. Paradossalmente il merito è anti-inclusivo, perché nella logica del merito il loser deve perdere. E allora è chiaro che io credo che l'educazione emotiva in qualche modo è anche una forma di resistenza, e però vorrei far notare alla dirigente, ai ragazzi, agli insegnanti che ci ascoltano il potere delle storie. Cioè i momenti più piacevoli forse del nostro incontro e quelli anche più profondi sono stati quelli in cui io vi ho raccontato delle storie, perché le storie ci parlano al cuore, non ci fanno delle prediche, ci aiutano a rivedere il nostro modo di vedere. E quindi io credo che donare delle buone storie ai nostri ragazzi è un modo per non fare loro prediche, ma offrirgli delle narrazioni che siano diversi dall'unica narrazione dominante: devi essere successo, devi essere magra, devi essere vincente. Le storie aiutano l'essere e non lo imprigionano nel dover essere. Continuano, adesso io sono in imbarazzo perché avevo detto che erano le ultime due o è un tre, ma piacere. vedo che tu No, sei... vai, perché veramente adesso si sta accendendo il dialogo con le persone che ci seguono a distanza, quindi mi tolgo l'imbarazzo, visto che l'ho verbalizzato, andiamo avanti. Allora, qui c'è una persona che dice: ma i miei amici scommettono sulle partite per vincere dei soldi e non mi sembrano tristi, però passano tanto tempo online. Quando è che diventa pericoloso il gioco? Quando non sei consapevole di essere triste. Non so se ricordate il caso di... Adesso io sono scarso coi nomi dei calciatori, quel giovane calciatore della Juventus, un ragazzo giovane, Fagioli. Tra l'altro, insomma, un ragazzo a cui auguriamo ovviamente tutto il meglio, ma insomma Fagioli sulla carta aveva tutto, giovane, bello, perché anche un bel ragazzo, sei in rampa di lancio per giocare nella Juventus. Tanti soldini che ti girano attorno nonostante la giovane età. Insomma, Fagioli era già un semidio, aveva tutto. Eppure, che cosa ha raccontato? Ora, se ricordo bene, mi pare di aver letto questa intervista, in cui diceva: perché giocavo per noia. Occhio alla noia.
Che cos'è la noia? La noia, forse ne parlerà Matteo Saudino, quindi lascio la palla a Matteo e vi invito a seguire il suo intervento. Però, insomma, la noia di cui parla, secondo me, Fagioli, non credo che sia la stessa noia di cui parlerà Matteo, ma magari mi sbaglio. Ho la sensazione che la noia di Fagioli è più una nebbia emotiva. Non sto davvero bene, non so davvero cosa si muove dentro di me e gioco un po' per allontanarmi da me stesso. Ragazzi, fateci caso, noi abbiamo un meccanismo di, in qualche modo chiamiamolo un meccanismo di difesa, per cui quando stiamo male cerchiamo di allontanarci da noi. Alcuni comprano oggetti, alcuni, come dire, mangiano, alcuni fanno delle azioni per cercare di regolare le emozioni, ma questi io li chiamo comportamenti boomerang, perché per esempio se tu crei questo schema, tutte le volte che sono triste mangio, in realtà tu non stai capendo le tue emozioni, stai scappando dalla tristezza. Ecco, voglio dirvi una cosa sulla tristezza, non abbiate paura della tristezza. Un filosofo che io adoro, che è Emil Cioran, un rumeno antisistemico, lui diceva c'è più verità in una lacrima che in un sorriso. Che cosa vuol dire? Se io adesso vi raccontassi qualcosa di bello di me, non ci connettiamo davvero. Ma se vi dicessi che comunque tutte le volte che nomino il mio nonno Piero, una lacrima dentro di me scende perché mi manca, perché vorrei in qualche modo stare con lui, perché vorrei raccontargli un pochino quello che sto facendo, beh, forse raccontandovi questa tristezza, questo dolore, c'è più connessione tra me e voi. Allora vi dico una cosa sull'amicizia. L'amicizia è bella per sorridere, già la vita a volte è faticosa, è bello sorridere con gli amici, però ricordatevi che l'amicizia ha valore quando a un amico puoi dire perché sei triste, perché sei giù. E se quell'amico ha rispetto per la tua tristezza, è un vero amico, se no è emotivamente poco maturo e magari non sarà forse l'amico di cui davvero hai bisogno. E allora concludiamo con una risposta a Greta, della seconda E, sempre dell'Istituto Cattaneo. Mi può dare qualche consiglio per riuscire a trovare la mia vocazione? Wow, bello. Allora, qui me la offri un po' su un piatto d'argento. L'ho tenuta in serbo per ultima cosa. Grazie. Allora, guardate, se me lo consentite, io ho scritto questo libro, a cui voglio molto bene, si chiama Illumina i tuoi sogni, l'arte di capire chi vuoi diventare. Vi leggo una paginetta per rispondere alla domanda di Greta. È un libro sulle storie, vi racconto una pagina solo, perché spero sia un messaggio per voi sulla paura di non essere abbastanza. A conclusione del nostro viaggio, tra i misteri dei Diamond, voglio raccontarvi la stupenda e sbilenca storia di Stephen Curry. Fin da bambino Steph sognava di diventare un giocatore di basket. Per gli allenatori che incontrò quando era ragazzo, aspetta che mi sono perso, non sarebbe mai diventato un professionista. Era troppo esile, troppo basso, cosa ancora più grave, era troppo storto. A essere storto per l'esaltezza non era il suo fisico, ma il suo modo innaturale di tirare. Come si insegna nelle scuole di basket di tutto il mondo, il modo corretto di lanciare la palla a canestro è portarla sopra la testa, con un movimento armonico del corpo, scoccare il tiro da una posizione elevata. Anche se non hai mai visto una partita di NBA, basta aprire YouTube per renderti conto che la meccanica del tiro di Steph non è solo strana, è proprio sbilenca. I piedi non sono allineati a dovere, il caricamento parte dal basso, l'inclinazione del corpo è sbilanciata sul lato. Come ha fatto allora Curry a diventare un giocatore professionista? Steph ha fatto molto di più. È considerato il più grande tiratore dalla lunga distanza della storia dell'NBA. I suoi tiri sbilenchi hanno consentito ai Golden State Warriors di vincere 4 campionati. Sono diventati talmente letali da cambiare il modo di giocare, sia in attacco che in difesa di tutte le squadre NBA. Cosa c'entra Steph con te? Con me? Ti chiederai adesso? Steph ci regala l'ultima lezione sul Diamond, forse la più preziosa.
Al pari di tutti gli allenatori che dicevano a Steph come tirare per avere successo, società e social ti propongono un unico modo per vincere e essere perfetto. La società della perfezione nasconde l'imperativo della omologazione. Non sono identici i corpi, gli zigomi e i denti delle modelle? Non sono i palestrati un esercito di cloni? Non sono i profili Instagram uno la copia dell'altro? Di fronte al conformismo della perfezione è normale sentirsi uno schifo. E forse potresti pensare che anch'io ti ho proposto dei modelli perfetti e irraggiungibili. Eppure la storia di Steph dimostra il contrario. Non solo era storto nel modo di tirare, ma tutti i testimoni del Diamond che ti ho raccontato in questo libro erano dei loser. Martin Luther King apparteneva a una minoranza e non poteva sedere in alcune file degli autobus. Giulia era la strana che parlava con gli alberi. Carl Jung giocava sempre da solo. Florence Nightingale era considerata una figlia di papà invasata. Albert Einstein non era degno di insegnare all'università. Per molti, Thoreau, il filosofo, era il matto del paese. E infine Simone Biles era la bambina problematica con l'ADHD che non riusciva a studiare. Quindi ecco l'ultima lezione del Diamond. Ciascuno di loro era uno stupendo tiro sbilenco. Anche tu non devi sognare di essere speciale, è il tuo essere storto che ti rende unico. Questa unicità è la giovane culla della tua futura bellezza. Quindi ragazzi, non cercate di essere speciali, siate unici. E allora ringraziamo di cuore Stefano Rossi per la sua disponibilità, la sua passione, il fuoco con cui ha condotto anche questo incontro. Grazie perché non potevamo aprire meglio di così il nostro Festival Cambio Gioco, anche per la presenza qui nella Sala della Carità della classe terza B della scuola secondaria di primo grado Mameli. Fatevi un applauso. Grazie ai rappresentanti della Fondazione San Gaetano di Padova che sono qui, a tutte le classi collegate che sono state così brave a interagire con noi a distanza, il Liceo delle Scienze Umane Cattaneo Mattei di Monselice, in particolare le classi seconda E, terza B e quarta E, il Liceo Duca d'Aosta di Padova con le classi seconda D, seconda C, seconda F, prima C e la classe prima e terza dell'Estetica di Padova. Quindi grazie anche a tutte le persone che ci hanno seguito, molto numerose da tutta Italia, grazie alle nostre dirette, grazie per il vostro prezioso contributo commentando e facendo le domande al nostro relatore del primo incontro. L'UL6 Euganea di Padova vi ringrazia di cuore per aver partecipato, vi invitiamo ai prossimi appuntamenti sempre gratuiti che trovate sul sito www.cambiogiocoul6.it e vi aspettiamo per il prossimo appuntamento in calendario. Questa sera alle 20:30 avremo ancora il piacere di avere con noi Stefano Rossi, ma ci sarà insieme a lui anche Matteo Saudino, che è stato poco fa citato per la prima volta insieme, proprio qui al Festival Cambio Gioco, per un incontro dal titolo Il tempo ritrovato. Quindi restate con noi, buona continuazione di giornata, ci vediamo questa sera alle 20:30.